Dalla fine di novembre è in rete su change.org una petizione con un titolo direi molto chiaro. Fondi pubblici in Sardegna, basta favoritismi, ora bandi trasparenti e oggettivi. Qual è l'obiettivo? Avere in regione evidentemente un modello, e qua leggo testualmente: trasparente di spesa pubblica basato su bandi accessibili e valutazioni oggettive. Che cosa contestano, che cosa osservano i promotori di questa consultazione, di questa petizione? E i promotori sono quelli del Movimento Sardegna Chiama Sardegna. Contestano l'assenza di regole sostanzialmente nella distribuzione di soldi pubblici a privati, associazioni, eccetera. Citano anche un riferimento recentissimo: soltanto nel 2024 i consiglieri regionali, intendiamoci di centrosinistra e di centrodestra, hanno prima destinato a enti, associazioni e comuni 17 milioni di euro con l'allegato G dell'assestamento di bilancio 2024-2026 e poi a inizio novembre quasi 22 milioni e 500 mila euro con un altro allegato, l'allegato numero 4 della nuova variazione di bilancio. In pratica che cosa succede? Che in Consiglio regionale arriva una tabellina già compilata, per carità le regole lo consentono, una tabellina che non viene discussa e che passa tranquilla alle votazioni. Allora, Danilo Lampis, buonasera, grazie per essere con noi. Danilo Lampis Buonasera. è appunto del Movimento Sardegna Chiama Sardegna, docente alle scuole superiori e vice sindaco di Ortueri. Allora, questa tabellina o queste tabelline proprio non vi sono mai piaciute. Intanto, che cosa vi aspettate da questa petizione? Come sta andando? E posso aggiungere: che accoglienza avete avuto dalla politica all'interno del palazzo? Grazie per la presentazione. L'accoglienza da parte della politica interna al palazzo è stata abbastanza fredda, ma non ci stupiva, ci avrebbe stupito il contrario. Abbiamo ricevuto invece una discreta accoglienza da parte di tante persone, di tanti comuni, associazioni che oggi vogliono una regione Sardegna che invece costruisce dei criteri chiari per la distribuzione delle risorse pubbliche. È inaccettabile che nel 2025 si continui ad assistere a una distribuzione di natura clientelare, oserei dire, poiché non ci sono dei criteri trasparenti, non ci sono dei bandi, non vengono utilizzati dei bandi per la distribuzione delle risorse. E io non metto in dubbio che ci siano delle iniziative valide che meritano supporto. Tantissime delle iniziative interne a queste tabelle sono valide, ma il metodo qual è? È un metodo sbagliato, il metodo di sentire il consigliere regionale di turno attraverso una telefonata, fare un po' di pressione e ricevere delle risorse che vanno anche a toccare non solo qualche decina di migliaia di euro, in taluni casi anche qualche centinaio di migliaia di euro, senza poter concorrere tutti allo stesso modo. Ribadisco, il tema esiste, c'è un tema di risorse da dare a comuni e ad associazioni, ma si possono dare finanziando le leggi di settore già esistenti sul cinema, sulla cultura e su tanti altri aspetti, e d'altro canto definendo delle griglie di valutazione trasparenti a cui tutti possono accedere. Chi merita, insomma, chi presenta progetti validi, iniziative riconoscibili che generano un impatto sociale per le nostre comunità, bene, merita il finanziamento. Ci devono essere delle graduatorie ad evidenza pubblica e tutti dobbiamo poter concorrere allo stesso modo. È inaccettabile che, insomma, questa modalità che era utilizzata, insomma, dal governo Solinas prosegua con
questo governo regionale. Noi ci aspettiamo che ci sia un cambio di passo, poi magari parliamo anche delle alternative. Sì, no, esatto, io volevo entrare un po', diciamo, nel dettaglio operativo. Immaginiamo che le cosiddette tabelline spariscano domani. Se va applicato un criterio oggettivo, come giustamente richiamava, poi alla fine chi decide? Si istituisce una commissione, un qualcuno, un qualche ufficio che sulla base evidentemente di una norma o comunque anche di una regola già esistente si deve esprimere sulla qualità, sulla concretezza di queste proposte. Cioè chi è che poi smista la qualità e la porta all'approvazione della politica? Questo è un po' il nodo che mi incuriosisce. Allora, ovviamente la politica ha il compito di dare un indirizzo rispetto alle missioni. C'è chi vuole investire, insomma, sulla sostenibilità dei progetti, si può investire sul loro impatto sociale, oppure sull'impatto economico. Alla politica spetta il dare degli indirizzi generali che valgono per tutti. Poi ci saranno dei bandi e ci sarà chi applica ai bandi, che sia un comune, che sia un'associazione, si rispettano dei criteri che vengono poi valutati ovviamente da delle commissioni. Noi chiediamo sostanzialmente che da un lato ci sia uno stop a questa distribuzione discrezionale delle risorse pubbliche, che vengano previsti dei fondi strutturali che siano ingenti per comuni e ad associazioni per finanziare i progetti culturali, eventi, per finanziare la rigenerazione di spazi, per finanziare tantissime iniziative di cui la Sardegna ha tanto bisogno, e crediamo che questo possa avvenire per l'appunto finanziando le leggi di settore. E poi proponiamo in alternativa allo sperpero delle risorse, perché per noi questa modalità molto spesso diventa uno sperpero, perché ci sono dei progetti, insomma, di cui si sa veramente ben poco. È un insulto a tanti che si impegnano quotidianamente per portare avanti associazioni nei comuni e hanno tante idee. Noi pensiamo che sia da istituire un fondo per il futuro. Abbiamo anche fatto un'ipotesi con quei 39 milioni di euro assestamento e variazione di bilancio. Si sarebbero potute finanziare 300 progetti giovanili, 100 animatori territoriali per aiutare le unioni dei comuni e i comuni a progettare, a costruire degli spazi, a accompagnare il tessuto sociale a rigenerarsi. Si sarebbero potute finanziare 400 associazioni, si sarebbero potuti rigenerare 25 spazi abbandonati, cofinanziandoli da parte della regione con progetti fino a 300.000 euro, con un contributo fino a 300.000 euro da parte della regione. Ecco, non stiamo chiedendo la luna, stiamo chiedendo un utilizzo giusto e trasparente delle risorse pubbliche. Chiaro. Ecco, ma quando si parla dell'istituzione di un fondo per il futuro che ha appena citato, io posso immaginare in capo a chi, in capo a quale assessorato, eccetera, si può pensare a un fondo che sia trasversale alle varie competenze regionali? Quando si parla di fondi strutturali per associazioni e comuni, si può fare un ragionamento simile? E poi, Lampis, cioè a partire da che cosa? Da una voce di bilancio che è già individuata in partenza e che, diciamo, non è un qualcosa di elastico che va e viene a seconda delle domande? Voglio dire, si stabilisce che in bilancio c'è tot e questi strumenti vengono poi messi in campo con una disponibilità di partenza che è già chiara. Mi sono spiegato? Sì. Condivido il fatto che è evidente che c'è bisogno di stabilire un fondo, un capitolo di bilancio e quindi dare una missione chiara, nuova alla regione in tal senso. C'è bisogno quindi di definire l'entità delle risorse, di dare un'entità che sia coraggiosa in tal senso, perché che messaggio vogliamo dare alle giovani generazioni da qui ai prossimi anni? Che per vedere finanziata la propria associazione, il proprio progetto comunale, c'è bisogno di bussare alle porte
forte al consigliere regionale di turno o c'è bisogno di impegnarsi per proporre un progetto che vale la pena portare avanti? Io credo che la politica ha una grande responsabilità oggi, è quella di dare un messaggio di uguaglianza, di opportunità e di giustizia, soprattutto per tutte e tutti. Basta con un'idea della politica che procede per favori. Si istituiscano delle regole chiare per tutti, si istituisca un fondo per il futuro, si finanzino le leggi di settore e vedrete che anche la fiducia nei confronti delle istituzioni si ricostruirà. È o sì o no un problema questo? Poi è una bella scommessa quella che portate avanti. Allora, avviso a chi ci sta seguendo, andate su change.org così potete leggere con attenzione il tema della petizione. Vi ricordo ancora, fondi pubblici in Sardegna, basta favoritismi, ora bandi trasparenti e oggettivi. Promotore è il Movimento Sardegna Chiama Sardegna. Lampis, molte grazie, buon lavoro anche a chi le sta dando una mano per portare avanti questa iniziativa. Beh, insomma, in bocca al lupo per il Fondo per il Futuro. Grazie, ci aggiorneremo presto anche per capire i numeri, no, di adesione alla petizione. Non c'è un tempo di adesione, no? Si può andare avanti? Noi stiamo accumulando le adesioni finché sarà possibile per averne il più possibile, in modo tale da dare un messaggio chiaro a tutto il Consiglio regionale. Diano risposte a chi veramente vuole una gestione efficace ed efficiente delle risorse pubbliche. Bene, messaggio chiarissimo, grazie Danilo Lampis, buona fortuna. Noi con questo contributo chiudiamo la